A poco più di una settimana di distanza dall'omicidio di Mattia Caruso, la procura ha dato il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari e in queste ore potrebbe essere fissata la data dei funerali del trentenne freddato con una coltellata al cuore dalla fidanzata Valentina Boscaro, rea confessa. Intanto, ieri mattina i genitori dell'ambulante ucciso sono stati ascoltati dai carabinieri per chiarire il rapporto tra i fidanzati e ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del figlio. Domenica 25 settembre, la notte in cui Mattia è stato ucciso, aveva trascorso la serata nel locale ai laghi di Montegrotto. Prima aveva chiamato la mamma. I carabinieri hanno chiesto alla donna di ripercorrere l'ultima conversazione con il figlio. Mattia le avrebbe detto che andava tutto bene e che il giorno dopo sarebbe andato da loro a pranzo. Il padre, invece, ha raccontato che il figlio una volta era arrivato tutto graffiato e sporco di sangue dopo un litigio con Valentina. Lui gli aveva chiesto perché si facesse trattare così dalla fidanzata e Mattia aveva risposto che tu mi hai insegnato a non toccare le donne. Un particolare che cozza con quanto riferito nella sua confessione da Valentina Boscaro, che invece ha riferito agli inquirenti che nell'ultimo periodo Mattia la maltrattava. Il rapporto tra i due fidanzati era burrascoso, turbolento. La cosa era nota a tutti, anche agli amici. La ragazza era estremamente gelosa e spesso litigavano, ma tra alti e bassi la storia durava da 2 anni. Mattia, prima di essere ucciso, aveva chiesto ad un amico di venirlo a prendere al locale, poi però è salito in auto con Valentina. Questo è il punto che resta ancora da chiarire. Valentina Boscaro, intanto, rimane ai domiciliari nella sua abitazione a Montà con l'obbligo del braccialetto elettronico.